espresso, un cappuccino e un latte macchiato. E buona colazione! Io ho passato 3 anni fuori da qui, però la voglia di ritornare c'era. Buongiorno amici di Bella Sicilia. Buongiorno. Io sono Rebecca, qui siamo al chiosco del Borgo. Io ho iniziato a fare questo lavoro già da subito, praticamente da 18, e poi ho fatto qualche esperienza fuori, ma ho deciso di ritornare per investire qui nel mio paese, ad Astoro. A che ora inizia la tua giornata? Alle 6 del mattino. Finisce tardi? Sì, noi poi facendo il continuato siamo sempre qui disponibili, diciamo che cerchiamo di creare un punto di riferimento per le persone, che sia la mattina, che sia il pranzo al volo del lavoratore o l'aperitivo per chi finisce di lavorare. Ci vuole passione, pazienza magari, certamente, però è proprio questo il bello di questo lavoro, stare con la gente, magari la chiacchierata al mattino davanti a un buon caffè o che sia lo sfogo di qualcuno che magari durante la giornata è storta, quindi... Tu hai lavorato fuori dalla Sicilia, Sì. ma il richiamo di questa terra, di Astoro, Sì. era davvero forte? Sì, esatto, io ho passato 3 anni fuori da qui, però la voglia di ritornare c'era e quindi ho avuto questa occasione e l'ho colta subito. Iniziamo con una colazione dolce. Presto. Cappuccino. Qui abbiamo una buonissima colazione dolce con treccina, noce e miele, per i più golosi conchiglia al cioccolato, un espresso, un cappuccino e un latte macchiato. E buona colazione! Buongiorno amici di Bella Sicilia, oggi prepareremo una bella colazione salata. Una bella mafalda con la mortadella. Una bella mortadella, sì. Tipica colazione siciliana. Salata. Andiamo con un bel limone, bello siciliano. Un po' di pepe nero. E voilà. Agli altri giovani che ci stanno seguendo, cosa diciamo? Che la nostra Bella Sicilia offre tante opportunità anche ai giovani. Di avere coraggio anche ad aprire un'attività. Sì, esatto, di inseguire comunque i propri sogni anche qui, lo si può fare anche qui volendo. Tutto sta alla buona volontà e il sacrificio iniziale comunque. Un caro saluto. Ciao amici di Bella Sicilia. Grazie. Grazie. Il viaggio continua, grazie. E ringraziamo Rebecca ed Eric. Grazie di cuore. Ciao amici di Bella Sicilia.